possiamo entrare. Avanti ragazzi, avanti. Cosa sta leggendo, maestro? Sto leggendo un libro di racconti storici del nostro paese. Il libro è Contus de Vita Nostra. In particolare sto leggendo l'atto di fondazione dell'Associazione Combattenti della Guerra 15-18 nel nostro comune. Il titolo è Gloria a Sistendardo. Gloria a Sistendardo? Ma che cos'era Sistendardo? Sistendardo è la bandiera, in particolare la storia della bandiera dei Quattro Mori, che adottano i combattenti di Flumini per fondare la loro associazione, l'Associazione dei Combattenti della Guerra 15-18. Il libro ha il titolo Contus de Vita Nostra. Ma il libro è scritto in sardo. Come vedi, il titolo è Contus de Vita Nostra e tutti i racconti hanno il titolo in sardo, però i racconti sono in lingua italiana, in modo da dare la possibilità a tutti di leggere con la lingua italiana la storia, nostra storia dei vari capitoli fluminesi. Io capisco il sardo e so dire molte parole in sardo. E questo mi fa piacere. Anzi, se anche gli altri tuoi compagni di scuola capiscono e sanno dire qualche parola in sardo, possiamo anche parlare in sardo anziché in italiano. Va bene, però ricordatevi, anche voi dovete fare a me qualche domanda in sardo e commentare anche qualcosa di questo libro, sempre in lingua sarda. Quindi attenti a quello che vi dirò io, cominciando proprio a parlare in lingua sarda. Fu di s'anno 1920, su noi de Maio, in su stradoni, in cui saia vuota su nomini dei suoi re Vittorio Emanueli, in Sadomo numero 85, dove di sa sezione abbiano dato un pari combattenti della guerra mondiale.